3 milioni di euro di interventi in programma per l'area museale di Palazzo Rocca. L'amministrazione di Chiavari punta a rendere l'edificio il fulcro del polo culturale della città. Portofino, restaurato un fonte battesimale dell'Ottocento. Dagli intonaci sono emersi elementi tardo-medievali. La presentazione è avvenuta al termine della messa per San Martino, presieduta dal Vescovo. Dopo il sinodo per l'Amazzonia, la Chiesa riflette sulla formazione dei preti. Per il Cardinal Bagnasco occorre puntare sulla pastorale vocazionale e su una migliore distribuzione del clero. La stampa cattolica 60 anni dopo, restano inalterati il servizio alla verità e alla pace con una formazione sempre rinnovata. Ad Assisi il prossimo corso nel febbraio del 2020. Buongiorno a tutti, bentornati al nostro telegiornale. Nel piano triennale delle opere pubbliche di Chiavari una fetta cospicua di investimenti è concentrata sull'area museale di Palazzo Rocca. Gli interventi in corso sulle due facciate e sulla copertura stanno subendo qualche rallentamento a causa di problemi rilevati sul tetto. Resta invariato comunque il programma di restauri che punta a ridonare alla città un polo culturale di primo ordine. Sentiamo Cristina Oneto. Raggiunge quota 3 milioni l'impegno di spesa che l'amministrazione comunale di Chiavari investirà nel recupero del complesso museale di Parco Villa Rocca. Al momento l'opera di ristrutturazione è concentrata sulla facciata nord e sud e sulla copertura del palazzo. Lavori che tutti i cittadini possono vedere in corso per un importo totale di circa 1.200.000 euro. Parzialmente cofinanziato dalla sovrintendenza. I lavori stanno subendo qualche rallentamento per problemi rilevati sulla copertura. Nonostante il ritardo resta confermato il cronoprogramma dell'opera, a partire dalla casetta ponente per la quale è già stato appaltato l'intervento. Che è adiacente a Palazzo Rocca, sede di varie associazioni cittadine per il quale sono stati già impegnati e già anche appaltati lavori per un importo di oltre 500.000 euro. Altro elemento imprescindibile di recupero è il padiglione del tè, allo stato attuale in forte decadimento. Un gioiello Liberty che stiamo cercando di veramente recuperare al limite del tempo disponibile perché sono già cominciati i crolli. E su cui abbiamo investito circa 600.000 euro. 55.000 euro saranno destinati al recupero del tempietto pompeiano, tanto caro ai chiavaresi. Nel frattempo l'attenzione si concentra anche a rendere accessibile il parco a persone con difficoltà motorie. Passerella di accesso per persone con handicap che parte dalla zona alta del parcheggio di Mafalda di Savoia e può garantire una percorrenza in sicurezza. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di fare dell'area un polo culturale di pregio. Dovrebbe diventare il fulcro delle attività culturali del nostro comune, insieme in futuro al recupero della cittadella, anch'esso nelle intenzioni di questa amministrazione. È stata rimossa nella tarda mattinata di oggi la frana che questa notte si è riversata sulla provinciale 42 di Romaggi in località Maggiolo. Inizialmente lo smottamento ha ostruito la carreggiata. Le frazioni di Cichero, Celese e Baranzuolo erano raggiungibili soltanto da Calvari e Romaggi. Come detto, ora la strada è nuovamente aperta al traffico veicolare. Dopo le intense piogge di ieri, in particolare della serata e della notte, i vigili del fuoco di Chiavari questa mattina sono dovuti intervenire in alcune zone del nostro entroterra. Ad esempio a Cogorno e a Ferrada di Moconesi, dove 2 alberi sono caduti su strade secondarie senza causare particolari disagi. La circolazione viaria è tornata rapidamente alla normalità. Cronaca, un ventenne di Rapallo è stato denunciato per vandalismo. Il giovane è stato identificato dalla Polizia Municipale di Santa Margherita Ligure quale autore dei danneggiamenti avvenuti la notte del 26 ottobre scorso. Il ventenne ha rotto un pannello del totem degli eventi ai Giardini a Mare e ha rovinato la statua di Lustig del pescatore, da cui è stata asportata e gettata in mare la targa. Il ragazzo, trovato grazie alle telecamere della videosorveglianza cittadina, ha ammesso di aver compiuto entrambi i gesti. Siamo all'informazione religiosa, veniamo in diocesi. I portofinesi si sono ritrovati per la festa del santo titolare della parrocchia, San Martino. Il vescovo ha presieduto la celebrazione, al termine della quale è stato presentato il restauro di un fonte battesimale ottocentesco. Un lavoro che ha portato ad ulteriori studi, vere finestre sul passato. Sentiamo.
È la storia che salta fuori all'improvviso. Durante le analisi stratigrafiche del fonte sono emersi intonaci tardo-medievali che ricostruiscono la fase cinquecentesca della chiesa. Ora, ad esempio, si sa che c'era una monofora, una finestra, successivamente chiusa. Gli studiosi evidenziano da un lato il legame con il territorio, dall'altro aspetti particolari e inattesi. L'intonaco, che è abbastanza simile a quello che abbiamo trovato nell'oratorio dell'Assunta qui accanto, per quanto riguarda la parte interna, e queste stesure di nero che sono un po' diverse da quelle che troviamo normalmente nella pittura e negli affreschi perlomeno lombardi, piemontesi. Si tratta, almeno in 2 punti che abbiamo verificato, di una presenza di grafite, che tra l'altro il grafite è un minerale abbastanza comune in Liguria, ma anche di ardesia, della polvere di ardesia molto macinata. Il fonte battesimale poi è tornato al suo splendore. Si trova all'ingresso della chiesa del Divo Martino. Rovinato dalle infiltrazioni, il suo stato era pessimo. L'opera, risalente all'Ottocento, riprende la forma dell'utero materno. C'è stato parecchio lavoro perché il problema delle infiltrazioni è che i sali contenuti naturalmente negli intonaci in fase di asciugatura migrano verso l'esterno, spaccando la pellicola pittorica e gli intonaci. Il lavoro è stato possibile grazie al contributo del 5 per 1000 della Onlus Beni Culturali del Monte di Portofino. Con l'aiuto di Don Giosso, che si è fatto ai capofila di tutto ciò che avviene nelle nostre chiese per restauri, per opere religiose, ci siamo uniti in gruppo per sostenere le nostre chiese. La presentazione del restauro è avvenuta al termine della messa per San Martino presieduta dal Vescovo. Nell'omelia, Monsignor Tanasini ha fatto un appello ad accorgersi dei più poveri e dei fratelli bisognosi, un gesto che porta pace sociale e dona speranza. E si diffonde non soltanto con le promesse, con la compassione, ma con l'intervento, col sostegno, con l'accostarsi, col condividere. Torniamo ora sul recente sinodo per l'Amazzonia. Dopo lo speciale TV di Telepace dedicato all'Assemblea dei Vescovi è emersa la necessità di puntare di più sulla pastorale vocazionale per una migliore formazione dei sacerdoti, un tema molto attuale. Su questo sentiamo anche l'intervista al cardinale Angelo Bagnasco. La formazione dei sacerdoti sia inculturata. L'esigenza messa in luce dal Sinodo per l'Amazzonia è dunque di preparare pastori che vivano il Vangelo, che conoscano le leggi canoniche, ma siano anche compassionevoli sull'esempio di Gesù. Parole contenute nel capitolo 5 del testo finale del Sinodo. È un duplice invito. Da una parte formare al sacerdozio, includendo discipline nuove, come l'ecologia integrale e l'ecoteologia, dall'altra curare di più la pastorale vocazionale. A sottolinearlo il cardinale Angelo Bagnasco, uno dei 184 padri sinodali. Non possiamo lamentarci che non ci sono i preti e poi non facciamo pastorale vocazionale, che vuol dire pregare per le vocazioni, come Gesù ci dice nel Vangelo, pregate il padrone della messe, e fare quelle iniziative, quelle attività, quella cura dei giovani che richiede una pastorale vocazionale. Secondo, una migliore distribuzione del clero. Migliore distribuzione, qui ritorno al contesto panamazzonico e non solo, perché nel mondo sacerdoti sono molti e questo è stato riconosciuto anche nell'ambito sinodale. E allora direi che la diminuzione, una certa scarsità del clero deve essere vista e vissuta come un'occasione che il Signore ci dà, la provvidenza ci dà, per essere più missionari, cioè più generosi nell'andare, i preti, i sacerdoti, i religiosi, nello spostarsi dalla propria diocesi o dal proprio continente e andare laddove c'è più bisogno. Quindi soluzioni localiste certamente non favoriscono la generosità e la circolazione del clero. Nel 1959 veniva fondata l'Unione Cattolica della Stampa Italiana, l'UCSI, un organismo che nel raggruppare tutti i mezzi di informazione cattolici fissava nella ricerca della verità e della pace i fondamenti del proprio agire. A distanza di 60 anni rimangono sempre questi i capisaldi, pur nella necessità di essere al passo con i tempi. Per questo l'UCSI organizza ogni anno un corso di formazione che si svolge ad Assisi e che nel 2020 si terrà dal 14 al 16 di febbraio. Quest'anno invece, in occasione del 60° di fondazione, il gruppo è stato ricevuto in udienza dal Papa. Vediamo.
60 anni di storia per l'Unione Cattolica Stampa Italiana, un punto per ripartire in un mondo in continua evoluzione. Ad evidenziarlo la presidente nazionale Vania De Luca, che nel recente incontro con Papa Francesco in occasione dell'anniversario ha richiamato i pilastri dai quali i fondatori, nel fervido clima che avrebbe dato vita al Concilio Vaticano II, posarono le fondamenta dell'associazione Verità, Giustizia e Fraternità. Parlare oggi di fraternità, di giornalismo di pace, di testimonianza anche di credenti, voglio dire, rispetto a un mondo che sembra impazzito per tutto quello che ci capita ogni giorno di raccontare, significa trovare quei germi di buone notizie che dovunque si possono trovare, a patto però di saperle vedere e saperle raccontare. L'impegno che accomuna le testate giornalistiche cattoliche è quello di essere portatori di pace, costruttori di ponti in dialogo e in cammino con la comunità che li circonda alla ricerca della verità. Quello che può fare un giornalista è interpretare, è un po' come lo storico, e in questo lavoro di interpretazione, di elaborazione si cerca di avvicinarsi il più possibile alla verità. Questo è il lavoro ed è uno sforzo dinamico che deve fare quotidianamente il giornalista, sempre proteso alla ricerca della verità ed andarci il più vicino possibile. All'incontro con Papa Francesco era rappresentata anche la Liguria, dove l'UCSI si è recentemente ricostituita e dove con rinnovato slancio si sta percorrendo la strada della formazione. Che è iniziato a ripartire con un po' di fatica, però speriamo di poter andare avanti. Sicuramente abbiamo lavorato sugli eventi anche di formazione, perché poi è uno degli obiettivi dell'associazione, quindi creare dei momenti di incontro che siano di formazione per i giornalisti cattolici. Dal Papa l'invito ad andare avanti, imparando a distinguere le scelte umane da quelle disumane, a lavorare per la coesione sociale, a dire la verità ad ogni costo senza dipendenza dal potere, a rovesciare l'ordine delle notizie per dare voce a chi non ce l'ha. Siamo proprio sicuri che il nostro pubblico vuole per esempio dei notiziari che quotidianamente iniziano o con la più brutta delle cronache nere oppure con la politica sempre e comunque? Non è detto che sia così. Una parte della rubrica Si può dare di più in onda questa sera a partire dalle 21:10 sul canale 15 di Telepace. Una mozione di solidarietà e vicinanza alla senatrice Liliana Segre e a tutte le vittime di intolleranza e sopruso. La propone in discussione nel prossimo Consiglio Comunale il gruppo Officina Lavagnese. Chiediamo che Lavagna si impegni a non tollerare alcuna manifestazione o cedimento verso posizioni razziste e fasciste, spiegano i consiglieri Stefani e Pittau. Con questa mozione chiediamo che Sindaco e Giunta si impegnino a proporre iniziative idonee a contrastare fenomeni di intolleranza, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base di alcune caratteristiche, quali l'etnia, la religione, la provenienza, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o altre particolari condizioni fisiche o psichiche, conclude la nota. L'associazione di promozione sociale Valcanonica, costituitasi in Val Graveglia, ha rinnovato le cariche del direttivo. Il nuovo presidente è Daniele Maviglia. Maviglia, socio fondatore, è un profondo conoscitore dei sistemi turistici rurali, lo vediamo nelle foto, ma anche dei meccanismi di comunicazione utili alla valorizzazione di questi territori e del nostro entroterra. Ora la rassegna stampa, poi ci ritroviamo con gli ultimi aggiornamenti. Avvenire titola terrore di ritorno, il Daesh rivendica l'attacco ai soldati italiani alla serie di attentati in Siria. Rafik e Dimitra uccidono un prete armeno e suo padre, ferito anche un diacono. Vediamo nella foto la vittima, padre Petoyan. Gravemente feriti i nostri 5 militari, il Consiglio di Difesa a garantire la nostra presenza lì, l'editoriale di Riccardo Radaelli, le incertezze d'Italia ed Occidente, sprecare vite e sacrifici si chiede. Sempre dall'Avvenire di oggi, la fotonotizia che arriva dalla Bolivia, la Paz concesso l'asilo politico dal Messico, Morales si arrende ma in Bolivia è caos. Si riparla dell'ex Ilva, da Gualtieri a Santoro, cioè dal Ministro dell'Economia all'Arcivescovo di Taranto, no a nazionalizzare l'ex Ilva. Movimento 5 Stelle unito contro lo scudo per appunto i principali manager dell'ArcelorMittal. L'Arcivescovo di Taranto serve una regia unica. Sia Conte pure sull'acciaio, Merkel intesa con la Libia ma nel rispetto dei diritti umani. E poi si parla ancora delle elezioni in Spagna che non hanno dato responso valido per fare un governo. Spagna tutto da rifare per il governo Sanchez. E poi caso Bibbiano, Tribunale di Bologna,
arrivano gli ispettori. All'interno di Avvenire, nella pagina di Cattolica, insieme ad altre esperienze dall'Italia, da Firenze eccetera, ce n'è anche una dal nostro territorio. Convegno a Chiavari, dialogo, carta d'identità del cristiano, la Bibbia come via d'incontro interreligioso. Parlano Savina, Salvarani e Monge, che sono stati protagonisti della giornata di convegno e di tavola rotonda a Chiavari, organizzata dalla diocesi, dall'ufficio per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso sabato scorso. Siamo sulla prima pagina del secolo XIX, svolta sull'ex Ilva, meno esuberi se entra in campo un socio pubblico, Mittal disponibile a ridurre i tagli a 3.000 unità, previsto però il calo della produzione di acciaio e il leghista Giorgetti propone un patto sulle riforme, sì del Partito Democratico e di Renzi. La fotonotizia riguarda il Salone della Borsa di via 20 settembre a Genova, migliaia di liguri in coda per presentarsi alle aziende, al Career Day si apre la corsa a 3.700 posti di lavoro. E poi dal nostro territorio liceali sul Monte Olimpo per un trekking di filosofia. E ancora, nuovo segnale digitale, arriva un bonus di 50 euro per sostituire la TV, falsi report sui viadotti, sospesi 10 dipendenti dello SPEA. Andiamo a vedere appunto falsi report, 10 sospensioni a SPEA, anomalie e su altri viadotti liguri, ordinata l'interdizione per dirigenti e tecnici, l'elenco dei ponti degradati e autostrade limita il traffico, in particolare su 4 viadotti, Coppetta e sul Busalle, entrambi sulla 7 la Milano-Genova, sul Bormida dell'A26 la Voltri-Gravellona Toce e sul ponte ad arco della 10 la Genova-Savona. Ancora dal nostro territorio, Liliana Segre, cittadina onoraria di Sestri, no a ogni forma di discriminazione. La sindaca Ghio porta la proposta in Consiglio Comunale e chiede alla senatrice di offrire alla città la sua testimonianza. E il sindaco di Coreglia invita Liliana Segre il 21 gennaio per ricordare le vittime della deportazione. Era sullo stesso treno dei deportati di Calvari. Subito in redazione per le ultime novità c'è Cristina Oneto. Grazie Maurizio, un saluto a tutti i telespettatori. Parliamo della 24esima edizione del Salone degli Orientamenti che è stata inaugurata questa mattina in Calata Falcone Borsellino al Porto Antico di Genova, una manifestazione che si protrarrà nei prossimi giorni. All'inaugurazione erano presenti le massime autorità cittadine e regionali e alcuni ospiti speciali, tra questi il cantante Lorenzo Baglioni, e sul palco un messaggio ai giovani è stato lanciato anche dal rapper genovese Alfa. Nell'arco delle 3 giornate di apertura in programma un fitto calendario di eventi. Al Porto Antico, al Palazzo della Borsa è ospitato Career Day, passando poi per Palazzo Ducale, Palazzo San Giorgio, Acquario e il Museo della Navigazione. La manifestazione Orientamenti è diventata in questi anni sempre più un benchmark e un punto di riferimento per il nord-ovest del paese, quanto ha affermato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, evidenziando che durante il Career Day 100 aziende hanno incontrato giovani che avranno già un posto di lavoro nelle prossime settimane. Quest'anno, per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il salone sarà dedicato al saper fare e porrà al centro ancora più di prima il tema del lavoro e del divario esistente tra domanda ed offerta. Dal Career Day arriva la conferma che abbiamo fatto bene a intitolare il salone al saper fare, quanto affermato in occasione dell'inaugurazione l'assessore Ilaria Cavo. Infatti, tra le attività del villaggio degli orientamenti, le professioni più richieste sono proprio quelle che vengono messe in mostra, cioè la Blue Economy, la Green Economy, le professioni tecniche legate alla tecnologia e al saper fare manuale. È tutto dalla relazione, linea allo studio. Bene, grazie. Noi concludiamo tornando sulla rassegna Mondovisioni che torna a Sesti Levante, un ciclo di film indipendenti che aiutano a capire con occhio diverso alcuni temi di attualità. L'iniziativa è promossa da Zucchero Amaro, dalle associazioni Il Bandolo, Popoli Solidali e La Nassa e dal gruppo Tassano. Questa sera alle 20:45 al Convento dell'Annunziata il secondo appuntamento. Sentiamo. 5 racconti che illuminano il nostro tempo. Per la 5ª edizione consecutiva sbarcano a Sestri Levante i documentari della rivista internazionale, la cui rassegna, Mondovisioni, è curata da Cineagenzia. Pellicole che aiutano a trovare spunti per leggere il mondo in modo più consapevole. Ci mette davanti a delle domande su che cosa e come pubblicare, ma anche poi come orientarsi rispetto a un mare magnum che sembra di maggiore informazione ma spesso è solo di confusione. Quindi sicuramente una riflessione sui mezzi e sui contenuti.
L'apertura di Mondovisioni ha proposto Bellingcat, pellicola olandese del 2018 dedicata al giornalismo contemporaneo, dove un gruppo di ricercatori online è impegnato a svelare la verità dietro notizie e vicende provenienti da tutto il mondo. La difficoltà di capire se e come una notizia sia vera e soprattutto nuove forme di giornalismo molto più partecipativo e molto più dal basso che mettono insieme professionalità ma anche passione, per cui come informarsi in un momento in cui sembra difficile orientarsi non soltanto nella rete, ma davvero con quelli che erano strumenti abituali fino a poco tempo fa. Si prosegue martedì 12 novembre con Midnight Traveler, il viaggio di una famiglia in fuga dall'Afghanistan. Martedì 19 toccherà ad Human Nature di Adam Bolt, una riflessione su come scienza e tecnologia hanno un impatto sempre più forte sulla società. Dopo una pausa, Mondovisioni tornerà il 3 dicembre con Mission Lifeline, dedicato al tema dei migranti, per concludere il ciclo il 10 con Leftover Woman, sull'emancipazione della donna in Cina. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito. Pensiamo che una rassegna di documentari indipendenti e che ci raccontano il mondo contemporaneo nella sua complessità possa essere un buon modo per passare i martedì sera e per riuscire a riflettere e incontrarci anche un po' in inverno. È tutto per oggi, ci ritroviamo questa sera alle 19:15 sempre con Tiguglio Oggi. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.